Daniela Vinci di Antonio, anni 22, indiziata per traffico di sostanze stupefacenti e per favoreggiamento personale. Ma io e Tonino ci dovevamo sposare, brigadier. Che ne sapevo che lo cercavate? Ma poi quale stupefacenti? Quello era bicarbonato. Mollala questa mano, su, porca vacca, morbida, morbida. Schizzagioli. Ecco, spingi. Così. Là. Qui. Ecco. E adesso, mia bella murettina, anche a te sei dei nostri. La merce deve essere arrivata. Io stesso la consegnai a Tonino e Tonino è uomo di fiducia vostro, è chiaro. Salutiamo amici. Salutiamo. Megut, dove sei? E che vi fece entrare a voi altri? Che cosa volete, eh? Ci manda Don Peppino, coi saluti della famiglia, a ritirare quei 20 kg che sapete, rispettabilissimo Don Carmelo. A Tonino le consegnai io! Ma che volete? Don Carmelo, ragioniamo. Della stessa famiglia siamo noi, vi spiego. Tonino, il nostro corriere, è stato ammazzato, lo sapevate? Fatto fuori dalla polizia. Con lui c'era la sua ragazza, ma al posto della gioca c'era soltanto bicarbonato. Al mio padrone, a Don Peppino, questo non ci è piaciuto. Qualcuno si tenne la gioca e poi informò la polizia, mi spiego. Su, Amonin.
Daniela, mi senti? Daniela Vinci. Sono Hilde. Daniela, ero molto amica di Tonino. Tonino t'ha parlato di me? No. Sono qui per te, E che vuol dire? che ti voglio aiutare. E in che modo? Silenzio! Silenzio alla terza cella! Parliamo domani. Domani prenderai un po' d'aria insieme alle altre. Grazie. Fai la brava e andremo d'accordo. Ma io sono brava. Sorridi. Fa finta che parliamo del più e del meno. Non facciamoci sentire. Io sono qui per oltraggio. Ho preso a schiaffi 2 della stradale. E perché l'hai fatto? Per aiutare un'amica che si trova nei guai. E che significa? Ora non posso, c'è la sorvegliante, ma sei in pericolo. Vogliono farti parlare ad ogni costo. Sta attenta, Daniela. Vogliono sapere di Tonino e di quello che hai combinato. Ma io non so proprio di che parli. Che ha fatto? Io ero solo la sua ragazza. Brava, è così che devi rispondere a tutti. Ma è proprio vera. E allora perché sei qui? Non lo so. Sì che lo sai, eri la ragazza di Tonino. Venivamo dalla Svizzera tutte le domeniche. Che male c'è? Tonino teneva tanti parenti a Milano. Perché lo volevano fermare? Beh, per la droga. Ma quale droga? Hanno trovato solo bicarbonato. Uno zio di Tonino tiene una pasticceria. Sì, 20 chili. Io non lo so perché ne portava tanto. Lui non me l'ha detto. Daniela Vinci, a colloquio! Forse mi liberano. Io non credo. Senti, Burdella, ora che esci devi farmi un piacere. Come sei arrivata a Modena, dice a tua sorella che mi deve pagare, se no ci penso io. Sono 3 settimane, più gli interessi sugli interessi. Una sola. Ecco qua, mamma santissima, 12.000, va bene, ti ringrazio del favore. Adesso c'è la bolognese che vorrebbe cambiare cella. E dove vuole andare? In cella insieme a me, se è possibile. Qua tutto è possibile. Però una stecca di sigarette le viene a costare. È il pacco che arrivò ieri da Bologna. È molto che non mangi tortellini. Mi spiego? Prendere o lasciare. Ma proprio tu, Pac? Così voglia e così sia, disse Gesù a Maria. È un cazzo che te se frega, disse lo maga la strega. All'anima di chi è morto. Ma ha levato tutto. La casa, no brillante. E alla fine era pure ricchione, se la faceva con mio fratello. Andè, pistoletta, ma cos'è che fai lì sola nella tua cella? Ma perché non ti fai trasferire? Non ci sto mica male sola. Ti sei una stupida. Così è come se tu fossi in isolamento, no? Chi è? La sorvegliante che non vuole? No, lei non c'entra. Loro anzi sono buone con me. Oh, va, andem, che ci avranno il loro tornaconto. Ciao, bellezza. Hai dei fiammiferi? No, Vuoi una sigaretta? no. Ma perché non vuoi mai parlare con nessuno? Non saremo mica delle bestie. E invece sì. Voi non pregate mai. Ma sarete tutte punite. All'inferno. Me lo dai un fiammifero? No, non ne ho. Bene, allora dammi una sigaretta, ci penso io a trovare i fiammiferi. Ma chi vuoi che si fidi di dare dei fiammiferi a una matta come te? Non è vero. Mica è vero che sono una matta. E cammina, se no oltre al cervello ti si bloccano pure le gambe, no? Oh, Ave Maria, ma perché continui sempre a pregare? Sciocchina! Ho tirato giù tante madonne io quando la gente non mi pagava e tu guarda adesso se mi aiutano. Per forza, una sanguisuga come te o carcerato o padron di casa finisce. Bella ragazzola, vada a versi al timento, va. Oh, a bocchinara, sta attenta che io te crocchio, hai capito?
Non vi vergognate? Che aspettate a pentirvi, bestie? Che importa chi mi manda? Sono il suo avvocato. E la sua è una situazione, direi, delicatissima. Perché? Io che ho fatto? Lei dice di non sapere niente e fa anche bene. Niente di che. Di questa droga. Gesù, ma è proprio la Ma verità. faccia il piacere, 20 kg di eroina non si trasformano in bicarbonato. Era un pacco di Tonino, che ne so. Va bene, cerchiamo di capirci. La persona che mi manda era un caro amico di Tonino. Che devo fare? Vediamo. Cerchiamo di ricostruire i fatti. A Tonino vengono consegnati 20 kg di eroina. Ma no, io... Non mi interrompa. O nel pacco c'era già il bicarbonato, o evidentemente la sostituzione deve averla fatta Tonino durante il viaggio. No, e quando? Non lo so. Forse in Svizzera, appena passata la frontiera, ma certo prima che la polizia vi arrivasse addosso. Io non ci credo che Tonino era un trafficante di droga. Mi voleva bene, non mi avrebbe messo nei pasticci. Deve credere a me. Io sono il suo avvocato e la devo difendere, lo capisce? Mi aiuti se vuole venirne fuori. Che cosa è accaduto? Avete incontrato qualcuno, per esempio? No, nessuno. Eppure qualcosa deve essere successo. Ma avvocato, lei che cosa vuole da me? Mi deve credere, non ne so niente di questa storia. Ci pensi bene. Nessuno l'ha cambiato il pacco. Avvocato, perché non vuole credermi? Don Carmelo, Don Beppino e tutta la famiglia sono molto addolorate, voi lo capite. Leviamogli questo dolore, parlate. L'eroina dove è finita? Io niente saccio. Lasciatemi fare. Non levo di mezzo io a sto fatoso. State fermo, Peppe Nuzzo. La morte è una faccenda troppo sbrigativa. Il deve parlare. Troppe cose ci dovrete dire, Don Carmelo. Lavoratevelo bene, Pecciotte. Deve sputare tutto, tranne l'anima. Allora, Don Carmelo, volete collaborare? Niente devo dire. Sì, sto sveglia. Come ti è andata con l'avvocato? Non te lo so dire. Ma ha fatto un sacco di domande su delle cose che io nemmeno conosco. Non hai detto niente, spero. E che dovevo dire? Io non saccio niente. Brava Daniela. Però mi piacerebbe capire che cos'è questa storia. La sorvegliante.
Oh, mi dovete proprio dire chi sono ste mutande. È un modello francese per farti gli aria alla pipina. Fate silenzio! Ecco la rompicoglioni. È stanca, quelle faticano la notte. Anche così. No, a me mi piace un maschio. Ehi, te, Mantova, perché non lavori? E lasciala stare. Le confermarono la pena. Era ha ragione se è incazzata. 15 anni, sono 15 anni. Buone notizie. Ci levano dall'isolamento. Con quelle non ci vado. E speriamo che ci mettano insieme a noi due. Sarà un po' difficile, ma in qualche modo ci riusciremo. Stupida. Questo è il tuo nuovo alloggio. Ma Celeste aria spaurita. Cos'è, la prima volta che ti sgnacano qua dentro? Su, bella addormentata, vieni qua che ti do una mano. Oh, bionda, sono contenta che t'hanno messo qua. Qui dentro c'è in famiglia. Se ti servono un po' di soldi, certo, con un po' di interesse. Ma è vero quello che si dice? Che hai minato 2 della stradale? È così? Coi soldi ti prendi un buon avvocato e dimostri la provocazione. Non so, dici che t'hanno tastato il culo. Ad ogni modo ti sei presa una gran bella soddisfazione. Oh, ti, Pirla, ti ho detto che ti do una mano, ma muoviti anche te. Sono mica la tua mamma. Quadretto vivi, dei sogni e dei ricordi, da quando tardi, da quando ti addormi, cuore sole che via per i fondelli, brilla de fora e non si fa vedere, perché non venghi più a trovarmi. Io sono rimasta sola come il cane. Dove stai? Perché non te fai vedere? Quando la notte te cerco e non te trovo, me metto a mozzicare il cuscino. La possino ammazzare.
Mi deve far sempre piangere. Ma che se canta? Tu mi conosci? No. Mi chiamano l'incendiaria. Molto lieta. Io mi chiamo Daniela Vinci. Senti, Daniela, sei un artista? No. Allora non puoi capire la bellezza del fuoco. Io ci parlo col fuoco e non mi risponde, sai? Ti sei mai trovata tra le fiamme? Hai mai visto un grande incendio? Una casa che brucia, divorata dalle fiamme. Gli uomini che si dimenano, si contorcono, il ferro che si arrossa, si piega. E luce, fiamme, scoppi, fuoco. Io ti proteggerò, sai. Non ti lascerò mai. Sì, bionda, c'è mica sonno. Ti vengo a divertire un po' io, va bene? Ma li mortacci tu adesta lesbicona, ma te ne vanno a dormire! Culo. Era un capomafia, controllava l'organizzazione della droga in Svizzera. Era molto che lo tenevamo d'occhio. L'avranno ammazzato, come hanno ammazzato quegli altri 2 mafiosi ricercati anche dalla polizia italiana. Secondo me invece l'hanno soltanto rapito. Vogliono qualcosa da lui, altrimenti l'avrebbero fatto fuori qui. Esatto. Nel garage la sua automobile non c'è. O l'hanno rapito o è riuscito a scappare. Giorni fa, la polizia italiana ha ucciso in un conflitto a fuoco un altro mafioso, un certo Tonino Licata, che veniva spesso qui, certo, quanto risulta. Sì, sì, veniva qui, in questa villa. Ah, sì, questo risulta anche a noi, alla squadra narcotici. Beh, allora, commissario, non ci sono dubbi. Carmelo Musumeci deve essere ritrovato e possibilmente vivo. Mi raccomando. Telefono subito alla centrale. Buongiorno. Da noi, alla squadra narcotici, dicono che non c'è buon sangue fra la famiglia di Don Peppino Curti e quella di Don Carmelo Musumeci che hanno rapito. Sì? Speriamo che tutto questo non scateni un regolamento di conti. Felicioni Anna Luisa di anni 27. Sì, signor direttore. Detta anche la Salve Regina. O Maria Goretti. Come? Maria Goretti? Sì. E perché? Ho ucciso uno che voleva violentarmi. Che cosa vuoi, Salve Regina? Non ti dispiace che ti chiami così, vero? No. Beh, dopo tutto sono un tuo amico, no? Certo, certo, signor direttore. Allora, visto che siamo amici, forza. Non volevi parlarmi? Avanti, parla. Signor direttore, mi maltrattano perché sono cristiana, praticante, osservante e prego il Signore. Non vorrei dirmi che hanno ripreso a perseguitare i cristiani. Proprio così, signor direttore. Vorrei cambiare cella. Ma non si cambia cella per queste sciocchezze. E basta così. Sì? In questo momento non posso. Va bene, ne parliamo più tardi. Ti voglio accontentare, Salve Regina. Va bene così? Grazie, signor direttore. Sorvegliante, la cambi di cella. Grazie. Ma ti pare? Buongiorno, buongiorno. E poi le dirò chi deve mettere al suo posto. Va bene, signor direttore. Dirò che aspettino i suoi ordini. Io pregherò per lei, signor direttore. Salve, Regina.
A mia, a mia. A me, va. A me. Ma di mai. Scusa un momento. Mamma Santissima. Che c'è? Mi devi fare un favore. Se posso, parla. Devi far trasferire Daniela Vinci nella mia cella. Chi? Daniela Vinci? Che già che sta con l'incendiaria? Difficile, cosa che richiede pazienza e tempo. Quanto costa? Non si tratta di prezzo, mi spiego? No? A me quando una cosa mi sta a cuore niente faccio pagare. Ma la cosa mi deve interessare, capito? E deve essere possibile. E allora? Oggi un trasferimento già fu deciso. Tu vieni nella mia cella. Oggi stesso. Poi vedrò di fare qualcosa pure per Daniela. Va bene. Serviti. Tienile tutte, sono un regalo. Adesso mi rotti i cosini, sai? Mi te rompo qualcos'altro. Oh, a scassagondole, a molla e schioda. Uè, e tu perché non ti fai i cazzi tu? Senti, coccas, mamma, o ti ritrovi una faccia come una pizza margherita. Che paura, mi sono bagnata in mutande. Come dicono in Francia, li mortacci tua testa fia de una mignotta. Tu, cosa è successo? Niente, stavamo giocando a canasta. Cella di punizione, per tutte e 4. Scusasse. Ossia non le vorrà mica punire. Perché no? Avete sentito? Non fu niente di male. Una discussione fra signore fu. Rientrare! In cella! Signor, siete una bella stronza. Ringrazia la sorvegliante che si notte gonfiavo. Di un po', contessa, cosa facevi fuori, l'indossatrice, eh? No, l'indossatrice. Assistente sociale era. Ah, vedo che sai un sacco di cose. Poche, solo questo so. Che sei un assistente sociale e che hai preso a schiaffi 2 poliziotti. Un poco strano, sembra. Sì, l'ha detto anche il giudice. Sarà stata colpa dei nervi. Questo l'ha detto il mio avvocato. Così disse, ma non deve essere stato molto convincente. Io invece qui sempre molto convincente sono. L'ho visto.
Quando vuoi riesci a convincere anche le sorveglianti. Mi piace proteggere chi tiene bisogno. Oh, è bello proteggere. Ma a te chi ti protegge? Simpatica sei. E piaci proprio per la tua aggressività. Ora però, picciotta, ti calmi. Hai tutto da guadagnare, mi spiego? Mm? Don Carmelo Musumeci, mangiate e bevete. Così vi rimettete in forza. E poi vi pestiamo un'altra volta. E perché non gioca a tu 5? Io accumulavo sti cazzi tesoro. Picciotti, corrite! Don Carmelo, scappate! Imbecille, dov'è? Da quella parte! Voi tre, giratelo intorno! Non lo ammazzate, ci occorre vivo!
Non fu colpa mia. Io lo dissi ai Picciotte. Non lo dovete ammazzare. Vivo ci serve. Tu faciste scappare Fetuso. Picciotte, pigliatelo. No! Fu una disgrazia, fu! Don Peppino ti ha dato un ordine e tu non l'hai eseguito e ora deve pagare. No! No! 4 troppo freddo fa. Portatelo al caldo, Picciotte. Mamma comanda e Picciotto obbedisce. Voscenza ordinazzi. Da oggi il gruppo qua lo comanderei. Sì, Voscenza. Comincia subito. Aiutalo! No, vi prego! Quello che succede qui dentro, sia di giorno che di notte, è semplicemente inammissibile. L'ingiustizia ha radici qui, fra noi. C'è chi dispone come vuole delle nostre persone e comanda a bacchetta le stesse sorveglianti. Io dico che questo deve finire. Dobbiamo ribellarci. Siamo tutte d'accordo? Io qua sono anni che ci vivo e troppi anni ci devo restare. Io non mi ribello. E io invece sì. Aiutami! Così non se va avanti. Attenta a voi, mi spiego. Associazione, sedizione e ribellione. Il regolamento parla chiaro, no? Ragazzole, chi si fa pecora e il lupo se la mangia. No, ma santissima, non può essere d'accordo con noi, ha altri interessi. Di mia sta parlando. Ma io ti rovino, capito? No, so io che ti rovino, Agrumira! Guarda quella
Voi due, in cella di punizione. No, signora, fu già la causa di tutto. Tenne un comizio la signora. Ci spensa la ribellione. Mo' è proprio una vacca. Ah, bene. È vero che vuoi ribellarti? Ne stavo parlando, ma non mi hanno lasciato finire. Finisco adesso! I mortacci tu! Portatela via! Lasciatemi! Lasciatemi! Giù le mani! Cella di punizione per 24 ore! Dicono che non sai niente di chi ha messo il bicarbonato al posto dell'eroina. «90 la minima, 120 la massima». E allora? È regolare. No, lo dice lei. Non hai proprio niente. Adotto, io non dormo. Ho capito che cosa vuoi, ma è pericoloso. Sì? Beh, sarà pericoloso come le altre volte. Adotto, e forza. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ma ne manca una. Che cosa? Tutta in cella. Guarda chi manca, sbrigati. Su, smetti. Ma che spesa che qui. Tutte in cella! Sono il suo avvocato, quindi un po' il suo confessore. E allora mi aiuti. Io non ho fatto niente. Mi tiri fuori di qui. Ma è quello che voglio fare. Però deve avere fiducia in me. Fiducia? Certo, se non si fida degli amici. Ma quali amici? Qua sono tutti amici. E io vivo nel terrore. Forse sarà bene che le faccia capire una cosa. Quando c'è qualcuno che fa sparire 20 kg di eroina, guai a chi ci si trova in mezzo. Non ci sono più amici e nessuno ti aiuta più. È quasi 500 milioni, lo sa. È gente decisa che uccide. Se vuole uscirne viva deve parlare. Ma se non saccio niente. Lei mente. È la verità, avvocato. Peggio per lei. E lei sarebbe l'amico, l'avvocato, il confessore. Bene, le tolgo l'incarico e buonanotte. Io non lo farei. Ci pensi bene, signorina Vinci.
Che cosa hai trovato? Ancora sangue. L'avrà perso dalla ferita prima che lo buttassero giù. Sì, credo anch'io. Secondo lei perché l'avranno ucciso? Beh, evidentemente perché non serviva più. O aveva già detto dove è nascosta l'eroina, oppure è venuto fuori che l'eroina non ce l'aveva lui, ce l'ha qualcun altro. E allora a questo punto è diventato un po' scomodo per tutti. Oppure non l'hanno ammazzato, è caduto dalle scale, è successo anche a mia zia. Grazie, commissario. Vado alla centrale. C'è una cosa da tener presente. Chi ci rimette il $500 milioni è il gruppo di New York. Vedrà che si faranno vivi anche loro, no? Bisognerebbe dire ai suoi colleghi in America che ci tengano informati, perché verranno qui, vedrà. Potessimo avere buone notizie dal carcere. Hai visto chi ci hanno riportato? Ho visto. L'assistente sociale è una pericolosa rivoluzionaria. Ce la teniamo con noi? Sì, coraggiosa è. Prende a schiaffi i poliziotti, sorveglianti. Molto coraggiosa è. O molto protetta. Protetta da chi? Non da me. Non è vero? Ma fatti tuoi sono. Per ora restiamo amici. Ci conviene. La baronessa non le vuole. Io non tengo fame. Mamma mia che schifo. Eccoci, mangiamo lo suo stasera. Mangi, che schifio proprio. Cosa passa oggi? Una cosa non seppi mai capire. Come fanno queste disgraziate a mangiare questa schifosissima minestra? Ti posso invitare a pranzo? Così sono io. Generosa, mi spiego? Però stupida, no. Sto attenta, vedo tutto. E quello che non vedo io vedono gli altri e mi informano. Certo, non tutto si può capire subito, ma piano piano. Mettiti seduta e adesso mangiamo. Gelosa è, come una meridionale. E di la verità. Te ne va, Apollo? A lei la coscia gli piace, ma non gliene do. Il petto gli do, che è tenero e bianco, come piace a lei. Braccia d'assistente sociale sono, di quelle che non lavorano la terra.
Ma che gli stanno a fare sta poveraccia? La torturano. Bisognerebbe ammazzarle queste stronze. Ma se lei che possiamo far noi altre? Senti la poratosa. Sembra che la scannino. La mafiosa! Ma che la famo torturare così? Muoviti, fai qualcosa. Sei con noi o con loro? Io sempre dalla parte mia sto. E se grida vuol dire che viva, eh. Forse le dettero un altro avvertimento. Che ne sai? Che continuano a minacciarla. Come fai a saperlo? Tu come fai a saperlo? Io ho sempre saputo quello che avviene qui nel carcere. Ma tu chi sei? Chi ti informa? Le spie, io all'odore le riconosco. Già, ma per me le spie sono quelle che lasciano ammazzare le compagne. Prima non l'hanno ammazzata e poi è solo colpa sua. Io che ci posso fare? Mamma santissima, ma che vuoi sbagliare? Ma porca vacca, non lo senti anche te? Sì, ma muoviti, ma che da andare a rispettare? Domani all'aria! Domani mattina all'aria! Domattina in cortile all'aria! Ma scoppia un gran casino. Alla cella numero 1! Si piange! Si piange! Alla cella numero 2! Si piange! Si piange! Alla cella numero 3! Si piange! Si piange! Alla cella numero 4! Si piange! Si piange! Alla cella numero 5! Si piange! Si piange! Alla cella numero 6! Si piange! Si piange! Alla cella numero 7! Si piange! Si piange! Direttore! Fa schifo! Fa schifo! Ervitto! Fa schifo! Fa schifo! Processo! Fa schifo! Fa schifo! Regolamento! Fa schifo! Fa schifo! La prima custode! Fa schifo! Fa schifo! La seconda custode! Fa schifo! Fa schifo! La terza custode! Silenzio! Per cortesia, fate silenzio! È il direttore che vi parla. Non costringetemi a prendere provvedimenti troppo severi. Sono sempre pronto ad ascoltare le vostre richieste. Ma non posso ammettere che nel mio carcere la protesta assuma forme così incivili e plateali. Mi dispiace dover constatare che è ancora una volta il braccio F quello che mi crea le maggiori difficoltà. Abbiate fiducia. Vi darò un'altra prova della disponibilità da parte mia a quel bonario, democratico, umano colloquio fra direttore e detenute che è sempre stata la mia massima aspirazione. Ma per ora devo dirvi, tornate nelle vostre celle. Schifo! 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 Schifo!
Molto carino da parte sua averci ricevuto, signor direttore, ma avrà saputo quello che è successo qui stanotte? Cioè? Hanno messo Daniela Vinci in cella d'isolamento. E allora? L'avranno bastonata, non so cosa le hanno fatto, ma ha urlato tutta la notte. È vero? Signor direttore, è falso, nessuno l'ha toccata. La Vinci urlava, sì, ma in preda a crisi isterica. Ha tentato di scappare. Ha ferito una custode e per poco non la strangolava. Urlava che l'avevano avvelenata, che l'avevano minacciata con un coltello. Una mattina, signor direttore, siamo state costrette a legarla. Per forza, in quei momenti diventa nociva a sé e agli altri. Non è vero, signor direttore. Daniela Vinci ha bisogno più di cure che di punizioni. Lei che ne sa, non c'era, signor direttore, ma doveva sentire come facevano strillare ste more ammazzate. Porca vacca, se strillava. Sembrava che la torturassero. Diretto, tenete presente quando si acciro maiale? Ho capito, strillava. Va bene, chiederò un rapporto dettagliato su come si sono svolti i fatti. Per il momento manderemo la Vinci in infermeria e sospenderò anche i provvedimenti disciplinari a vostro carico. Questo è tutto. Andiamo. Oeti, c'è un pacco per te. È dell'uomo tuo quel pacco? Ah, sì. Gli vuoi bene? Sì, molto. Urgente, da squadra narcotici New York a Interpol Zurigo. Attenzione. Jake Savaresi e Tony Maggiore, noti killers famiglia Don Salvatore Maisto, arriveranno a Roma con volo 110 della Pan American. Scopo missione sembra regolamento conti con gruppo italiano Don Peppino Curti. Responsabile uccisione capogruppo svizzero Don Carmelo Musumeci. ETA probabilmente autore sottrazione 20 kg eroina. Stop.
bello, vieni qua. Dai, vieni qua. Bello, a me piace. Oh, andiamo bene. Guarda, fratello, che ha sbagliato porta, sa? Uffa, tutte le volte. Guarda, guarda. Che cavolo. Forza! Quanto mi piace! Quanto mi piace quando si ammazzano! Porto la macchina nel una volta nel laboratorio. No. Molto pericoloso. Aspetta! Quanto costa una scopata? Sta tranquillo. Nessuno se n'è accorto. Solo io. Ma io non dico niente. Anche perché tu mi fai un favore. Stanotte mi devi accompagnare in infermeria da Daniela Vinci. Assurdo, è una cosa che non posso fare. Che non puoi fare? Allora non potresti andare in giro tutta la notte e entrare nelle celle delle detenute a fare le tue porcherie e stare in società con la mafiosa. Quante cose non potresti fare? Ti aspetto questa notte. Come hai fatto a entrare? Mi hanno aiutato. T'aspettavo, lo sai. Ero sicura che ce l'avresti fatta. Mi hanno quasi avvelenato. Ti avevano avvertito? Ma adesso ci stai tu qua e io non ho più paura. Ti sbagli, Daniela. No, non mi sbaglio. Tu mi sei amica, lo so. Mi sei sempre stata amica. Io, vedi... Tu stai dalla parte mia. Ti ho già detto che ti sbagli. No, non può essere vero. Io sono qui per farti parlare. Pure tu sei una di loro. No, ma sto cercando di salvare qualcuno. Un uomo la cui vita è nelle tue mani. E questo chi sarebbe? No, l'ho già capito. Sarà il tuo uomo. Daniela. Sono stanca. Si tratta di mio padre. Lui... E va bene, scusami. Che vuoi che faccia? Dirmi quello che è avvenuto. Mio padre è un poco di buono, io non vivevo con lui. Però è sempre mio padre, lo uccideranno se la droga non viene fuori. Ancora la droga? Ti prego, cerca di ricordare. Non l'ho mai perduto di vista, quel maledetto pacco. Qualcuno deve averlo sostituito, pensaci bene. No. Non ti sei mai allontanata? No. Non l'ha più toccato nessuno da quando mio padre l'ha dato a Tonino? No, neanche lo conosco, tuo padre. Allora non c'eri alla consegna? No, quando mi è venuto a prendere, Tonino c'era già stato dal signor Musumeci. È tuo padre, no? E dopo che cosa è avvenuto? Siamo partiti. E appena passato il confine, all'incrocio, abbiamo trovato i carabinieri. Ci hanno fatto segno di fermare.
E allora Tonino ha sterzato. Voleva scappare. Ma il mio sportello si è aperto. E mentre io cadevo fuori, il camion, quel grande camion, un grande fracasso di vetri. E non ricordi altro? Pensaci. Cioè, no, i panettoni. Che panettoni? Tonino aveva portato 3 panettoni dall'Italia per una sua zia. E allora? Noi, prima di partire, gliel'abbiamo portati. Portati dove? Lì, a Zurigo, prima dell'autostrada. Ma dove? Te lo ricordi l'indirizzo? È un villino, in piazza Kreuzberg 4. Pioveva, l'ho aspettato in macchina. Grazie, riposati ora. Sì. Avrò cura di te. Non te ne andare. Devo, Daniela. Scusa. Torna presto, ho paura. Hai sbagliato tutto. Perché l'hai fatto? Eri stata avvertita. Su, quando ti svegli, bevi il tuo latte. E non gliel'avete detto che suo padre è morto? Ah, signorina Musumeci, buongiorno, si accomodi. L'ispettore capo qui mi ha spiegato tutto. Lei è stata proprio una brava figlia. Le mie congratulazioni. Per me era la detenuta Kreuger. E se invece di nascondersi sotto il nome di sua madre avesse avuto Scusi, fiducia... direttore, ho un po' fretta. Se fosse trapelato che era la figlia di Musumeci, l'avrebbero raggiunta anche qui dentro. Ah, sì. Lei lo sa bene. Io preparo i documenti per l'uscita. Sì, permette? Prego. L'ha capito che non c'era più tempo? Sì, quello spazzolino ha incuriosito tutte le mie compagne di cella. La situazione stava precipitando, era rischioso farla restare qui. E non ce n'è più bisogno. Stanotte sono riuscita a far parlare quella ragazza. Prima di partire, Tonino ha consegnato la droga in una villa di Zurigo. Ho io l'indirizzo. Brava, signorina. Ma ne parleremo dopo. Tutto a posto. Se vuole, la signorina può anche andare a cambiarsi. Bene, l'aspetterò in macchina. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Tutto è andato per il meglio. Auguri, signorina. Le raccomando, Daniela Vinci. Non si preoccupi. Ho un po' di rimorso a lasciarla qui sola. Ne avrò cura io, stia tranquilla. Dovrebbe farla portare via di qui, in una clinica. Certo, giusto. Preparerò io subito la richiesta. Buongiorno. Venga, signorina Musumeci. La ringrazio, direttore. Signorina, venga avanti. Stavo ripensando agli avvenimenti di questi giorni. Perché non ci leviamo un fastidio e facciamo ricoverare la Vinci in clinica? Signor direttore, la detenuta Daniela Vinci è morta. Cosa? Proprio mezz'ora fa. Mi dispiace. Povera ragazza. Sa, ispettore, mi domando se tutto questo riuscirà a salvare mio padre. Beh, dovremo parlarne un po'. Comunque non adesso, se non le dispiace. Accelera. Ci stanno inseguendo. Attento! Giù, cerca di seminarli.
È stato fatto tutto come Don Peppino ha comandato. Sì, ho qui la registrazione. Piazza Kreuzberg, Zurigo. Sì, signore. Potete contare su di me. E i miei rispetti a Don Peppino. Passare tempo e più metà ricordo, non eri bello e manco me piacevi, ma quando tra le braccia mi ami, qualcosa dentro me diceva e poi quante carezze, non te stancavi mai de fa l'amore, perché non so crepata allora, quant'era meglio si ci avevo il cuore, ma andava ad affogare nel fiume. Qua dentro vivi dei sogni e dei ricordi, da quando t'arzi a quando t'ari addormi, core sole che te piaveli brillate fora e non si fa vedere, perché non venghi più a trovarmi, io sono rimasta sola come un cane, dove stai perché non te fai vedere, quando la notte te cerco e non te trovo, me metto a mozzicare così